giorni ancora e Montagnanese in Fiera sarà pronto al via. Cos'è Montagnanese in Fiera? Montagnanese in Fiera è una fiera che diversi anni fa oramai, perché non è nata ieri, ma sono 14 edizioni, quindi ha fatto il suo percorso, è nata per un'esigenza locale, diciamo, perché Montagnana città anche agricola, e qualcuno ha pensato di manifestare i prodotti e le cose che vengono prodotte in questo territorio. È un territorio molto importante perché abbiamo dei prodotti significativi sia dall'aspetto, diciamo, alimentare che anche quello trasformato, perché la nostra terra produce patate, produce meloni, produce il radicchio rosso e il prosciutto di Montagnana, che è il nostro emblema, diciamo. Quindi io, all'epoca assessore del Comune di Montagnana alle attività produttive, ho pensato di proporre questa manifestazione supportato dall'amministrazione comunale e quindi abbiamo visto e intrapreso una strada che diventa sempre più importante ogni anno. Nello specifico la manifestazione si aprirà il 2 ottobre e continuerà fino al 4. Quali sono gli appuntamenti più importanti e quanti sono gli espositori che arriveranno a Montagnana? Gli espositori sono circa 300 espositori di vario genere, diciamo. Gli appuntamenti più importanti sono il venerdì mattina con le scuole, che è diventata un'abitudine di collaborare con le scuole di Montagnana e del territorio, proponendo ai ragazzi i prodotti nostri. Dopo alla sera ci sarà l'inaugurazione della fiera e quindi ci ritroveremo tutti insieme con le varie amministrazioni sia locali che anche regionali e provinciali, in modo tale da inaugurare questa fiera anche quest'anno. E il sabato mattina ci sarà un convegno importante per l'agricoltura, che è il nuovo piano di sviluppo regionale, che verrà illustrato a tutti gli interessati del settore, diciamo. Dopodiché si apriranno diciamo a pieno campo tutti gli eventi della fiera. L'occasione sarà anche buona per tastare lo stato di salute del mondo agricolo locale e anche di quello artigiano. Il punto di vista vostro qual è? Il punto di vista mio personale, io sono un agricoltore, stiamo vivendo un momento un po' difficile, diciamo abbastanza difficile nel mondo agricolo, cerchiamo di fare di tutto per poter andare avanti, e il mondo dell'artigianato lo stesso, perché abbiamo avuto alcuni incontri assieme agli esponenti degli artigiani eccetera, e si sta cercando di ricominciare per poter diciamo a rimettere in moto questa macchina che da tempo è ferma. Ecco, la sponsorizzazione dei prodotti che passa anche attraverso un evento come la fiera è importante in questo senso? Sicuramente che è importante, perché andiamo a far vedere che ci siamo ancora, che vogliamo comunque sostenere questo mondo e che vogliamo andare avanti, perché non possiamo fermarci proprio adesso. Montagnana da qualche giorno vanta un legame particolare, non un legame economico, non un gemellaggio qualsiasi, ma una collaborazione, un aiuto ad una realtà importante per il territorio padovano e direi anche regionale e nazionale. Sì, direi che è un passaggio molto importante per la nostra città. Io penso solamente questo: quando passiamo e vediamo un cartello dove si parla della città della speranza, in quel momento i nostri pensieri comunque si fermano per un attimo e vanno in quella direzione.
Montagnana nel percorso in questi anni ha fatto un grande lavoro di coordinamento delle attività di volontariato, di disponibilità di interventi verso il prossimo. Domenica, che era la festa del volontariato, parlavamo del dono, della bellezza del dono. Ecco, io credo che questo, dopo 4 anni di attività anche con il coordinamento appunto delle nostre associazioni, sia un raggiungimento di un obiettivo, perché comunque non si può pensare di fare delle attività dove non far crescere innanzitutto una cultura verso questa direzione, per poi dopo andarla in ogni caso a individuare come un momento massimo. Io credo che questa adesione a questa carta della città della speranza abbia proprio raggiunto questo obiettivo: mettere assieme una serie di associazioni locali che comunque esistevano già e avere come obiettivo la bellezza del dono. Ecco, cosa comporta un gemellaggio tra un comune, una realtà comunale come Montagnana e la Fondazione Città della Speranza? Ma nessuno chiede nessun impegno di natura economica, ecco, questo già è una bella cosa, ma la condivisione di quelli che sono appunto degli obiettivi, e credo che la sensibilizzazione della nostra città che vada in questa direzione sia proprio lo scopo primario. Parlarne laddove poi ci sono bisogni, oppure persone che hanno vissuto delle problematiche particolari. Stiamo parlando di bambini in modo particolare con problematiche oncologiche. Io credo che tutti siamo disponibili ad andare verso questa direzione. Bisogna trovare anche degli obiettivi, perché spesso siamo abituati a dare poco, tanto a seconda delle nostre disponibilità, ma a volte bisogna anche imparare a dare laddove effettivamente ci sono dei bisogni particolari. Qui abbiamo un'esperienza di una fondazione che negli anni e nel tempo ha dato veramente delle risposte, pertanto ecco, è importante anche a volte dire: mettiamo questa bandierina in modo che sappiamo che anche quello è un posto dove possiamo dare. La presentazione di questo nuovo legame è stata fatta, celebrata durante la festa del volontariato che si è tenuta domenica scorsa a Montagnana. Una festa che è stata un'importante vetrina per le numerose associazioni e attività che vivono e lavorano ogni giorno a Montagnana. Quante sono e quanto importanti sono per Montagnana queste realtà? Innanzitutto pensiamo che Montagnana ha all'incirca una 70 di associazioni, pertanto un bel numero, che lavorano nei più vari tematiche, dalla morale, sociale, sportivo, promozionale, culturale. Ecco, mettere assieme, abbiamo organizzato nel 2011, ricordo, il coordinamento, il CAMES, il coordinamento delle associazioni del territorio, con l'obiettivo proprio di fare intrecciare relazioni fra le nostre associazioni e conoscenza delle loro attività, perché questo mi sembrava, considerato appunto il numero importante di associazioni stesse, uno degli obiettivi da raggiungere, proprio perché ognuno non lavorasse per il proprio conto, ma perché mettendosi assieme si possono ottenere, e sono stati ottenuti, dei risultati più importanti. Appunto l'obiettivo sotto questo profilo è stato sicuramente raggiunto. Abbiamo in quel momento istituito la festa del volontariato e delle associazioni, dove con appuntamento annuale ci si presentava nella nostra piazza, nella nostra vetrina. Appunto nell'occasione di domenica scorsa, domenica 20 settembre, in occasione di questa festa del volontariato, dove è iniziata con la cerimonia religiosa al mattino per poi passare invece alle presentazioni ufficiali e alla consegna degli attestati di partecipanti nel pomeriggio, con presentazioni delle varie testimonianze delle loro attività. In quel contesto abbiamo ritenuto opportuno appunto fare anche questo gemellaggio, proprio a parte che questo gemellaggio è stato da prima individuato il percorso all'interno del Consiglio Comunale, perché questo, la convenzione è con la delibera di Consiglio che abbiamo già fatto. Poi per la sottoscrizione della carta della convenzione ci siamo trovati con 2 riferimenti più 2 responsabili della fondazione stessa per la sottoscrizione, in quel momento a coronare un po' anche la nostra giornata della festa del volontariato. Partono le scuole e gli studenti degli istituti superiori che vivono a Saletto si sono trovati sicuramente una bella sorpresa quest'anno. Certo, da quest'anno, per volontà dell'amministrazione, grazie anche alla disponibilità della provincia di Bus Italia, siamo riusciti ad ottenere una linea che collega il comune di Saletto
diciamo in un'area periferica, quindi la SP32, la Contradi, Cabriani e Gazzara, esattamente Cavaizza, che collega le scuole superiori di Este. Questa è una linea che serve prevalentemente i nostri studenti che si recano appunto agli istituti scolastici di Este per la scuola, diciamo, e dà un servizio non comune, diciamo, alla cittadinanza, considerando che in questo momento di tagli siamo riusciti comunque, ripeto, grazie alla disponibilità della provincia di Padova e a Bus Italia, ad avere questa nuova linea, questo supporto. Quella linea c'era già prima, che partiva fa Colonia Veneta 90 Est e percorrono il tratto di Saletto, collegando quindi Gabriani e Cavaizza, percorrendo poi un'altra fermata di fronte alla chiesa di Dossi e collegandoci direttamente tramite Este per Cittadinanza. Ecco, un servizio che intercetta sicuramente una fetta importante di popolazione. Gli studenti di Saletto che vanno a Est e vanno a Montagnana sono infatti numerosi. Allora, quelli che vanno a Est sono più numerosi di prima. Noi essendo a metà, diciamo, tra Est e Montagnana, avendo anche la stazione dei treni che collega le due cittadine che ospitano istituti scolastici, prevalentemente quelli che frequentano le scuole di Est sono maggiori. È un servizio in più, diciamo, a questo popolo, no? A questo futuro di ragazzi che comunque hanno delle opportunità, ma che adesso invece prima di recarsi in centro abitato, dove ci sono le fermate lungo le SGR10, hanno questa opportunità, insomma. Ecco, non solo scuole superiori, ma un forte impegno del comune anche per quelle che sono le scuole locali, quindi le medie e le elementari. Certo, per quanto riguarda lo sport, visto che insomma il mio pane, diciamo, io sono assessore allo sport, abbiamo cercato quest'anno, già dall'anno scorso comunque, di diversificare le possibilità, le attività sportive, insomma. Infatti in palestra ospitiamo la pallamano, la pallavolo, il basket con il Mini, diciamo, nella società di Montagnana, e abbiamo aggiunto anche, diciamo, nelle ex scuole elementari, quindi nella sala civica, ecco, delle attività come difesa personale, perché abbiamo ritenuto, insomma, che è comunque un servizio in più e un servizio che puoi dare ai cittadini, insomma, per la propria sicurezza e anche dei figli, perché possono partecipare anche i bambini. E più abbiamo anche dei corsi di danza e di Pilates. Ecco, quest'anno, insomma, abbiamo ampliato molto l'offerta, oltre al calcio, che insomma a Saletto sappiamo che la fa un po' da padrone. Ecco, proprio di calcio e di sport da Saletto viene un bel esempio di collaborazione tra le società, partito recentemente. Sì, esatto, praticamente a luglio si è consolidata la fusione con la ex Teste Padovana, quindi Teste Padovana con Quadrifoglio è nata la USD a Teste Padovana. Attualmente abbiamo circa 250 tesserati, giochiamo nei campi di Palugana e Bresega, in più allenamenti e partite, insomma, più San Fidenzio, Santa Margherita, Saletto e San Vitale, che quest'anno abbiamo preso anche la gestione diretta. Siamo ad una settimana dall'inizio delle scuole, con il messaggio del sindaco ai giovani studenti del paese. L'augurio è quello di frequentare le scuole, che l'istruzione sappiamo che in questo momento credo che sia il futuro, no? Cioè poter essere pronti ad affrontare il mondo che comunque sta cambiando, quindi l'invito è quello di impegnarsi, di dare, insomma, il massimo per poter ottenere un risultato che sicuramente il futuro andrà a premiare, insomma. Quindi buona scuola a tutti.